Lo sapete perché a Napoli quando qualcuno pretende una determinata prestazione, sempre dalla medesima persona, si dice «A vuoi sempre a me a vermouth?» A vermouth? Ma che resta vermouth? Questa espressione nacque a metà del Novecento, quando anche tra i meno abbienti si sviluppò la pratica delle riunioni periodiche a casa di qualcuno. In questi salotti si chiacchierava, si ascoltava musica, si beveva del buon vermouth. Ma per spilorceria capitava che qualcuno frequentava le case altrui senza mai mettere a disposizione la propria dimora, scatenando le rimostranze di chi spazientito esclamava «Ah, vuoi sempre a me a vermouth?» Cioè, devo essere sempre io a mettere a disposizione il mio salotto, di conseguenza anche il mio vermouth? Cosicché da quel momento in poi questa espressione viene utilizzata da chi si sente